Un incontro di fine anno del prefetto di Agrigento Nicola Diomede ad un anno esatto dal suo insediamento ad Agrigento. Dopo quello avvenuto prima di Natale con i rappresentanti delle forze dell'ordine, quello di oggi con la stampa. Nicola Diomede ha voluto incontrare i rappresentanti degli organi di informazione anche per avere percezioni delle problematiche maggiori che si sono riscontrate dal nostro punto di osservazione. Nicola Diomede a questa volta ha ribaltato un po' le cose, è stato lui a voler essere informato circa le maggiori precarietà avvertite nel nostro vivere quotidiano. Un anno di insediamento, in realtà vi ho invitato non tanto per ricordare un anno di insediamento, quanto per, ne abbiamo parlato prima, è mio interesse sapere come vanno le cose. Allora vi ho chiesto e vi ringrazio di tutto ciò che mi avete così raccontato, c'è chi ha parlato di rassegnazione, c'è chi ha parlato di rabbia, abbiamo parlato delle difficoltà. Questo incontro è stato per me un'occasione attraverso voi di avere maggiori informazioni anche in termini di percezione rispetto a quelli che sono i problemi della comunità della provincia di Agrigento, sui quali cercherò di impegnarmi il più possibile per contribuire alla risoluzione dei problemi stessi. Ecco, lei cosa ha trovato qui nella nostra città, in particolare in quest'anno? Che evoluzione c'è stata delle tematiche sociali? Ma le tematiche sociali, come dire, potrebbero essere lette tutte con un colore grigio, poco azzurro, più maltempo che buon tempo. La mia impressione sinteticamente può essere questa: in un momento di grandi difficoltà e di crisi, come dire, si è cercato il più possibile di gestire la crisi affinché non sfociasse in maggiori problemi, in maggiori tensioni. In questo senso, una per tutti, l'aver seguito costantemente, fino anche all'altro giorno, le vicende legate all'Italcementi, che non è certamente una pagina brillante, è una pagina grigia. Poteva essere peggiore sotto alcuni punti di vista se non avessi ricevuto l'aiuto dell'amministrazione comunale, delle organizzazioni sindacali, della stessa Italcementi per quei percorsi che nei limiti del possibile è stato possibile portare avanti. Il prefetto ha anche tratto spunto dalla nuova classifica redatta dal quotidiano Italia Oggi, che rispetto a quella fatta dal Sole 24 Ore vede la città in una posizione migliore di ultima, segno di un sistema di valutazione diversi con altri parametri di riferimento. Prima abbiamo parlato di questa classifica delle province su Italia Oggi, è sicuramente migliore rispetto a quella del Sole 24 Ore. Ci sono dei dati comuni che indicano una serie di punti assolutamente dolenti. Ecco, sui punti dolenti, sulle maggiori criticità, su questo confermo l'intenzione di mettere mettere su un gruppo di lavoro che possa analizzare questi dati e vedere di dare rispetto a segmenti, non possiamo pensare di risolvere tutto, comunque rispetto a certi segmenti di migliorare la situazione complessiva.